Bene, apriamo la Bibbia, leggiamo un passo in Marco, capitolo 6, leggeremo dal primo verso fino al verso 6. Marco, capitolo 6, dal primo verso fino al verso 6. Desidero fare qualche riflessione insieme a voi e poi dare spazio di più alla preghiera. Vediamo. Marco capitolo 6 dal primo verso fino al verso 6. Alleluia. Se l'avete trovato inizio a leggere? Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. Gloria al Signore. A Dio sia la lode. Poi partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, udendolo, stupivano, dicendo: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, è il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, salvo che, imposte le mani ad alcuni pochi infermi, li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Gesù si meravigliava della loro incredulità. È difficile comprenderlo. Ma come facevano a dubitare di Gesù? Eppure Gesù non veniva accettato lì dove è tornato, tra i suoi parenti, dove era stato cresciuto, a Nazareth. Invece di essere onorato, è stato criticato, disprezzato. Nel suo lungo andare, durante il suo pellegrinare, predicando la parola del Signore, annunciando il regno di Dio, compiendo miracoli ovunque andava, decise di tornare a Nazareth, dove era stato cresciuto, e i suoi discepoli lo seguirono. Leggiamo: venuto il sabato si mise a insegnare, entrò nella sinagoga, entrò in chiesa e si mise a parlare, insegnando la parola. E molti, leggiamo, udendolo, si stupivano, ascoltandolo, udendo il suo parlare, si stupivano e si domandavano: ma da dove gli vengono queste cose? Forse Gesù non aveva frequentato nessuna scuola superiore, non lo so. Forse l'istruzione che aveva era quella di strada comune, non c'erano scuole. Era cresciuto, la scrittura ci insegna, aiutando il papà Giuseppe, che faceva il falegname, tanto che è riconosciuto, molti dicevano: ma questi non è il falegname. Perché prima dei 30 anni Gesù non si era manifestato quale Cristo, no? Quale Messia. Aveva vissuto la sua vita in famiglia, aiutando il padre nel lavoro, come tanti giovani. Quando è giunto il momento di rivelarsi, si battezza,
va da Giovanni il Battista, si battezza in acqua, inizia lì poi il suo ministero. Si era allontanato da Nazareth, chissà quanto tempo non era stato più a Nazareth, quanto tempo era mancato, ma era stato riconosciuto e molti, vedendolo, invece di ascoltare e recepire la parola che veniva loro annunciata, criticavano Gesù. Ma come parla questo? Ma da dove viene questa sapienza? Che cos'è questa sapienza che gli è stata data? E queste opere potenti che fa? Ma come li fa? Non è costui il falegname, il figlio di Maria? Giuseppe probabilmente non c'era più, forse era morto, si parla solo di Maria. Però ci rivela qui Marco che vengono anche nominati i fratelli e le sorelle di Gesù. Aveva una famiglia Gesù, umanamente parlando. Cioè Giuseppe e Maria avevano avuto altri figli, no? Il fratello di Giacomo, Iose, Giuda, non Iscariota, un altro Giuda, Simone, fratelli di Gesù. E le sue sorelle non stanno qui da noi, aveva anche delle sorelle Gesù. E si scandalizzavano. Gesù non era tornato a Nazareth per scandalizzare, era tornato a Nazareth per annunciare anche lì la parola di Dio. Vedete, a volte il Signore ha uno scopo e quello scopo di Dio non viene colto. Il risultato è che facciamo solo critiche. Critichiamo la predica, critichiamo la parola, critichiamo le circostanze, il luogo, e perdiamo tanto tempo, inutilmente, invece di dare spazio alla fede. Invece di dare spazio alla fede, i nostri pensieri vanno alle critiche. Si ascolta la parola di Dio, ma è come se non si ascoltasse completamente. E spesse volte mi capita, verifico, i miei figli si mettono a ridere, verifico a volte cosa ho predicato stamattina. Hai parlato di Dio? A me. Ogni volta che si predica bisogna parlare di Dio, no? Ma non si riesce a cogliere perché non è entrato il messaggio di Dio. E questo è un profondo dispiacere che ha Dio e che sentiamo ai servi del Signore. Quando ti rendi conto che ti guardano ma non ascoltano. Chissà dove vanno i pensieri. Gesù si trovava in questa situazione. Entrò nella sinagoga per insegnare. Un buon proposito. Il migliore dei predicatori era lì in quel momento, o no? La parola vivente, la parola stessa fatta carne, era lì. E invece di approfittarne per ascoltare, ma da dove gli viene questa sapienza? Ma come parla questo? Ma che gli è successo? E che cosa sono i miracoli che ha fatto? E che fa? Ma non è il figlio di Maria, non è il falegname. Quante critiche, ma Gesù parlava. Il risultato quale fu? Che lì non ha potuto fare molte opere potenti per la loro incredulità, per la loro ostinatezza. È vero? Alleluia! Non ha potuto fare molti miracoli, tranne salvo che mi dà una meravigliosa speranza qui l'Evangelista Marco. Non ha potuto compiere chissà quali opere potenti, salvo che
imposte le mani, ad alcuni pochi infermi li guarì. Questa è solo la misericordia di Dio, che nonostante tutto non ci lascia mai a mani vuote. Anche una briciola cade dal cielo, vero? Gloria al Signore. Ha imposto le mani a qualcuno, a pochi infermi, ma li guarì. Poteva fare molto e molto di più? Amen, sicuramente poteva fare molto di più, ma gli è stato impedito. Allora il Signore dov'è che non può operare? Dove non c'è fede? Dove ci sono critiche? Dove c'è incredulità? Dove ci sono dubbi? Dove ci sono pensieri che vagano e ti fanno pensare chissà quali cose. Ecco perché è importante ogni qualvolta ci raduniamo che ci concentriamo in quello che stiamo per fare. O no? È vero? Prima di iniziare il culto cosa faccio io? Preghiamo, fratelli. Perché prima del culto si parla. E siccome non siamo macchine e spiritualmente non c'è una chiave che accendiamo subito, siamo in comunione, bisogna che troviamo la comunione, è vero? Che ci uniamo in una sola mente, in un solo cuore, con un solo sentimento e insieme cerchiamo la guida del Signore. È vero? Signore, siamo qui riuniti, guidaci tu. Accetta questo culto per la tua gloria. Benedici questo culto, Signore. Sii tu a parlare. Parlaci. È vero? Cosa vogliamo chiedere nel culto? Proprio questo. Signore, parlaci, insegnaci. Poi sicuramente il Signore farà anche dei miracoli. Ma per ottenere il miracolo ci vuole fede. Alleluia, gloria al Signore. È un grande insegnamento. E c'è un profondo, come dire, dolore nello scrittore in Marco, l'evangelista Marco, che scrive e dice e si meravigliava della loro incredulità. Cioè Gesù pensava, ma questi com'è che non credono? La mia fama è giunta, sanno dei miracoli che ho fatto. Hanno visto anche lì, nonostante la loro incredulità, abbiamo letto che imposte le mani guarì pochi ammalati, ma li guarì. È vero? E Gesù si meravigliava. Ma perché non credono? Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Credo che ci troviamo proprio in questo tempo, dove c'è ancora tanta incredulità. Alleluia, ma la Chiesa deve credere che ogni qualvolta stiamo insieme nel nome di Gesù possono avvenire dei miracoli. Amen? Ogni qualvolta stiamo insieme, ci raduniamo nel nome di Gesù, Lui è presente e può avvenire qualsiasi cosa di meraviglioso, di grande, di inaspettato, a volte. Gloria a Dio, aspettiamoci sempre qualcosa di grande da parte del Signore. Una volta i fratelli antichi andavano in chiesa, si aspettavano sempre qualcosa di nuovo da parte del Signore e tornavano a casa con qualcosa di nuovo. Alleluia, se non tutti battezzati nello Spirito Santo, almeno uno in famiglia battezzato nello Spirito Santo. Amen? Alleluia, risposte, guarigioni, perché questo significa la presenza di Dio. E Dio risponde sempre alla fede nel suo figliolo Gesù. Alleluia, vogliamo avere fede nel Signore, crediamo in Gesù. Sembra una cosa così difficile da fare, eppure è così semplice. Credi in Gesù e sarai salvato tu e la casa tua.
Uno domandò a un carceriere di Filippi, vi ricordate? Signore, che cosa devo fare io per essere salvato? La risposta fu altrettanto semplice. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Ancora oggi cosa bisogna fare per essere salvati? Credi in Gesù. Ma cosa bisogna fare per ottenere un miracolo? Credi in Gesù. Amen? Amen. Cosa devo fare? Perché io chiedo al Signore qualcosa di cui ho bisogno, mi sembra che non la ricevo, ma cosa devo fare per ottenere quello che chiedo? Credi in Gesù. Fidati di Gesù. Tante volte la fede viene messa alla prova proprio nell'attesa. Credi nel Signore, continua a credere. Anche se non vedi, credi, perché questa è fede. Vedere senza toccare. Amen? La fede è certezza di cose in realtà che non si vedono, ma che si sperano. E allora continuo ad inculcare anche ai miei figli proprio questo. Credi nel Signore. Confida nel Signore, cerca il Signore. Ma non voglio che quello che parlo, dico, entri da un lato ed esca dall'altro, e che la parola udita possa essere ritenuta. Alleluia, gloria al Signore. Chissà quante cose il Signore può fare ancora per noi. E noi non siamo in grado perché siamo talmente carnali, talmente legati alle cose della terra, alle cose materiali, che non riusciamo ad abbandonarci per lo Spirito e affidarci per la fede del nostro Salvatore che ci ha salvati. Gloria al Signore. Alleluia. Vogliamo tornare ad essere quella Chiesa che non critica la parola, ma che onora la parola, che ringrazia Dio per la parola. Amen? E che mette in pratica la fede e che dopo aver ascoltato la parola si affida alla parola. Amen, gloria al Signore. Queste sono le riflessioni che avevo in cuore, che non avevo preparato, ma che sentivo in cuore. Alleluia, siamo certi che la parola di Dio non giunge mai a vuoto. È vero? È come la pioggia, dice, e la neve che scendono dal cielo. Non tornano indietro a vuoto, ma hanno uno scopo. Nutrire la terra, bagnare la terra. La terra ha bisogno dell'acqua. È vero? E noi abbiamo bisogno di quell'acqua che solo Gesù ci sa dare. La parola è l'acqua di cui abbiamo di bisogno. Il cibo, il pane, è tutto quello di cui l'anima nostra ha bisogno. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.